Orribile dramma a Brugnera, nel Pordenonese, 74enne ucciso da 2 cani da difesa che appartengono alla cognata, in gravi condizioni la moglie dell'uomo. Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 al largo di Chioggia, lo sciame sismico a 8 km di profondità, ma avvertito in città e anche lungo il litorale veneziano. 2 anni fa era finito al centro della cronaca perché accoltellato dal padre durante una lite, ma stavolta in carcere è finito lui, l'ex talento del rugby opitergino è Allison Gobbo, e con accuse molto pesanti. Il giallo di Vittorio Veneto e la morte di Renato Fava, uno degli amici più stretti, racconta di aver visto il 62enne la sera dell'aggressione costatagli la vita. Maestra rimprovera all'alunno di una primaria, viene spinta a terra dal ragazzino, chiamata un'ambulanza per la donna, è successo a Oderzo. Giornata di pesanti disagi a Venezia per lo sciopero della CTV, Piazzale Roma in tilt, lunghe code sul Ponte della Libertà, task force della polizia locale fin dalle prime ore della mattinata. Un anno fa moriva per un linfoma Sara Anzanello, la campionessa di pallavolo di Ponte di Piave, ed ora la sua vita è raccontata in un libro che lei stessa ha scritto e che i genitori ed il compagno hanno pubblicato. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano gli attimi di paura che si sono vissuti questa mattina a Chioggia, dove è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. Sentiamo. La terra ha tremato a Chioggia. È successo 28 minuti dopo mezzogiorno nel mezzo della laguna. Si è sentita una scossa di magnitudo 3.3 registrata dall'Istituto Nazionale di Vulcanologia nel Mare Adriatico, a pochi chilometri dalla costa. Il sisma, a profondità di 8 chilometri, è stato avvertito distintamente in un'area piuttosto vasta, da Chioggia a Venezia e Jesolo. Uno sciame sismico che ha interessato l'Italia, con scosse di terremoto minime e che poi hanno colpito anche il Mare Adriatico proprio davanti a Chioggia. Non sono stati registrati danni a persone o cose, ma c'è stata molta preoccupazione tra i numerosi turisti presenti in città. A Brugnera, ora nel Pordenonese, terribile dramma, un 74enne è stato ucciso da 2 cani da difesa che appartengono alla cognata, ferita gravemente la moglie. Su questa tragedia ci aggiorna in diretta telefonica da Brugnera Christian Arboit. Buonasera Christian. Sì Marta, buonasera, mi trovo in via Livenza al Civico 8, lo scenario che mi sono trovato davanti pochi minuti fa è davvero straziante, chiazze di sangue a terra, brandelli di vestiario, pantaloni, magliette, è stato un vero e proprio attacco quello che ha subito Avellino Corazza oggi pomeriggio verso le 2, stava come dicevi tu andando a dare da mangiare ai cani Amstaff, della razza Amstaff della cognata, a pochi passi da casa. Quando l'uomo ha aperto il cancello, i 2 cani gli sono saltati letteralmente addosso, un attacco in piena regola. La fuga dell'uomo è stata totalmente inutile e lo si vede appunto dagli indumenti a terra e appunto dalle chiazze di sangue. Mi trovo qui fuori dal cancello, ci sono i vicini di casa e da pochi minuti è arrivata anche la figlia Paola, che è appena stata madre, perché anche la madre è stata qui in questo attacco da parte dei 2 cani. Signora Paola, come sta sua madre? Mia mamma adesso è sconvolta, impaurita, comunque piena di ferite, però comunque sta meglio di papà sicuramente. È lì, sotto controllo, la tengono là e vediamo l'evolversi. Ha detto qualcosa sua madre sa qualcosa? No, mia mamma non sa niente, è spaventata, non si ricorda niente per il momento. Ecco Marta, sul posto oggi sono arrivate 4 pattuglie dei carabinieri della stazione di Sacile, i vigili del fuoco. L'area inizialmente era stata completamente transtennata. Ora è stata lavata, per lo più è stata
lavata dalle tracce appunto di sangue, è stato un attacco durato tanti minuti, interminabili minuti, perché i cani prima hanno azzannato l'uomo, poi si sono scagliati anche contro la moglie Sandrina, che però è riuscita a telefonare al figlio che abita poco distante. Il figlio è arrivato sul posto e ha sparato con un'arma legalmente detenuta a uno dei due cani. L'altro è ancora qui, ancora rinchiuso all'interno del garage e sta abbaiando. Grazie Cristian per questo collegamento. Torneremo con tutti gli aggiornamenti su questo dramma che si è consumato nel Pordenonese a Bruniera nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E continuiamo con la cronaca dalla provincia di Treviso. Era finito in carcere 2 anni fa perché il padre di quest'uomo era finito in carcere perché aveva accoltellato il figlio durante una lite violenta. Questa volta in carcere è finito il figlio, invece ex talento del rugby Opitergino, e con accuse molto pesanti. Sentiamo. Avrebbe più volte minacciato di darle fuoco e di bruciarle la casa. Con l'accusa di lesioni ed atti persecutori nei confronti della ex compagna è finito in carcere Allison Gobbo, 26enne di origini brasiliane, residente nell'Opitergino. Il giovane, ex talento del rugby, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Treviso in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare della magistratura. Un passato turbolento, quello del giovane rugbista, già colpito da precedenti provvedimenti per maltrattamenti nei confronti dei genitori adottivi. Ma a finire al centro della cronaca nel settembre di 2 anni fa era stata la violenta colluttazione con il padre, Gabriele Gobbo. L'uomo, durante un litigio con il figlio rientrato a casa ubriaco, lo colpì con un coltello all'addome. Il padre venne arrestato per tentato omicidio, accusa poi caduta. Il figlio, Allison, si salvò dopo una delicata operazione chirurgica. Lui stesso, dal letto d'ospedale, ci raccontò l'accaduto. Ero ubriaco, abbiamo cominciato a litigare io e mio papà e abbiamo cominciato a litigare in maniera molto accesa. Dopodiché credo che abbiamo, perché questa parte qua io non me la ricordo, me l'ha raccontata mia mamma, credo che abbiamo cominciato a metterci le mani addosso io e mio papà, e dopodiché niente, penso che lui, per cercare di fermarmi più che altro, non perché voleva farmi del male ma perché voleva cercare di fermarmi, ha fatto quello che ha fatto. Un periodo difficile dal quale il giovane rugbista sembrava intenzionato ad uscire, come ci disse 2 anni fa. Adesso vediamo cosa succederà. Io voglio solo pensare a rimettermi in sesto e a pensare a cosa poter fare per salvare il salvabile della mia famiglia. Le cose però sono andate diversamente. Questa volta i problemi Allison Gobbo li ha avuti con la compagna. Una volta terminata la relazione, la donna è stata oggetto degli atti persecutori che hanno portato l'ex rugbista in carcere. Ed ora il giallo di Vittorio Veneto e la morte di Renato Fava. Uno degli amici più stretti racconta di aver visto il 62enne la sera dell'aggressione costatagli la vita. Gli ho chiesto se voleva venire da me, l'avrei ospitato volentieri, mi ha detto di no, si sentiva stanco e voleva andare a casa. Qualche giorno dopo ho saputo che era morto. Le parole di Luca Della Giustina, 45 anni, raccontano delle ore immediatamente precedenti alla violenta aggressione che avrebbe causato la morte di Renato Fava. Il giallo di Vittorio Veneto, sul quale stanno indagando i carabinieri dopo la riesumazione della salma del 62enne. Indagini che si stanno concentrando anche sulle frequentazioni più strette dell'ex artigiano marmista. Luca è un vecchio amico di Bevutte, di Fava, e quella sera fatale, il 19 settembre, lo aveva incontrato come tante altre volte al bar Porta Fortuna di via Carso a Sant'Andrea. Erano le 9:30 circa, racconta il 45enne, lui era già lì. Abbiamo chiacchierato e bevuto un po' di ombre, era in vena di offrire perché raccontava di essere stato pagato per alcuni lavoretti che faceva saltuariamente. Era tranquillo, un po' alticcio, ma certamente non preoccupato di qualcosa. Un incontro che, stando al testimone, dura circa un'ora e durante il quale Fava mostra una banconota da 20 euro per far capire all'amico e ai presenti che non stava scherzando, che aveva i soldi per pagare da bere. Un'ora a parlare del più e del meno, prima dentro poi fuori dal bar, fin quando Luca decide di andarsene e offre a Fava l'ospitalità. No, sono stanco e domani mattina devo svegliarmi presto perché devo lavorare ancora, avrebbe detto il 62enne. Secondo Luca, i due si erano incamminati per il ritorno, ma subito divisi. Fava dunque avrebbe optato, secondo il racconto, per il suo ricovero abituale, il garage dell'ex supermercato di via Carducci, o forse la destinazione era un'altra. Ed è qui probabilmente la chiave del giallo, che nelle sue altre tessere vede un buco nell'attimo dell'aggressione,
testimoniata dal borsello e dai fazzoletti di sangue trovati lungo la pista ciclabile. L'altra ipotesi, quella di una brutta caduta accidentale nel tragitto, non convince gli inquirenti vista l'apertura di un fascicolo in procura per omicidio. Poi quella sera il ricovero in ospedale dopo che un'amica l'aveva trovato ferito portandolo a casa. Fava che minimizzava e non parlava di agguati, ma la situazione che velocemente si aggravava fino a portarlo alla morte il 23 settembre. I funerali, la sepoltura, le voci sempre più insistenti in paese, i dubbi delle sorelle, la decisione degli investigatori, riesumare la salma per gli esami in corso sui tessuti. Per un giallo forse legato proprio a quei soldi guadagnati ed esibiti con orgoglio. Ed ancora cronaca, maestra aggredita da un alunno di una scuola primaria, è accaduto a Oderzo. Spinta dall'alunno perde l'equilibrio e cade a terra. Non riporta lesioni ma resta talmente scioccata da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Protagonista una maestra elementare di Oderzo. L'episodio martedì al termine di una lezione nel corso della quale l'insegnante aveva ripreso l'alunno probabilmente per un comportamento un po' troppo vivace. L'allievo evidentemente non ha gradito il rimprovero ed ha reagito andando contro l'insegnante che, colta di sorpresa, è caduta a terra accusando un malore per il forte shock. Sulla vicenda la scuola tiene il massimo riservo vista la giovanissima età del protagonista, un episodio che dopo il caso del ragazzino tredicenne aggredito e picchiato con la catena della bicicletta a Gorgo al Monticano da un gruppetto di bambini delle elementari riapre il dibattito sulla violenza tra giovanissimi ed il ruolo di scuola e famiglia nell'educazione dei bambini. Io penso che questi bambini vivono in ambienti molto stressati, conduciamo una vita terribile al giorno d'oggi, quindi i genitori saranno stanchi, i bambini vivono in un ambiente poco favorevole, ne risentono in questo senso. Io mi ricordo nella mia infanzia che i cartoni animati parlavano d'amore, di queste bellissime cose. Purtroppo negli ultimi anni, sto vedendo un figlio di 13 anni quasi, parlano tanto di violenza, poco di amore e rispetto. Penso che sia anche dalle famiglie. Penso che di base ci sia il discorso educazione dei genitori, indiscutibilmente. Poi ci sono delle patologie che per carità qui non ci piove, però principalmente io penso che vada controllato un po' tutto quanto, insomma. Penso che non ci sia più rispetto per una persona come una maestra, un professore, e quindi sono molto delusa e amareggiata. Nel Bellunese, ora un anno fa, ci trovavamo a raccontarvi il rogo dei boschi di Taibon a Gordino, giorni di fiamme e fumo che costrinsero all'evacuazione di diverse case, ma fu soprattutto il prologo di quello che verrà ricordato in tutto il Veneto come il cataclisma più grave dall'inizio del secondo millennio, il ciclone Vaia. Tanta paura per noi e per la comunità intera della Valle di San Lucano. I boschi della Gordino bruciano ancora. Per spegnere il vasto incendio scoppiato ieri in Valle San Lucano ci vorranno dei giorni. Un anno fa il grande incendio del Cadore a Taibon a Gordino. Fiamme causate dalla caduta di un albero su una linea di alta tensione che si propagarono lungo tutta la valle di San Lucano. Notevole la nube di fumo che dilagò oltre Agordo fino a Belluno, complicando non poco l'intervento degli elicotteri per lo spegnimento. Fumo che impose l'evacuazione di diverse persone. Tutte le operazioni si concentrano ora sullo spegnimento del fuoco, arrivato a poca distanza dall'abitato di Col di Pra, dove è stata disposta, oltre alla chiusura delle strade, l'evacuazione delle famiglie che abitano nella zona nord. È bene portare le persone in sicurezza. Si tratterà di spostare 9 persone oggi. Tutti da un contatto con loro ci riferiscono di avere comunque situazioni alternative o familiari o di altre abitazioni proprie, per cui non dovrebbe esserci un problema di gestione di questo aspetto da parte nostra. Stasera dormo da mio nipote e domani verrà mia figlia a prendermi da Treviso. Mi preoccupa perché vorrei stare quassù io. Fuoco che durò per giorni fino all'arrivo della pioggia a seguire del ciclone Vaia, che ha cambiato il paesaggio non solo di Taibon ma di tutto l'Alto Agordino. Quasi un'anticipazione quel rogo che mise in moto la protezione civile, che si trovò già operativa quando il forte vento spazzò devastando boschi e case. Una vera e propria prova del fuoco per uomini e mezzi, che dimostrarono ancora una volta come l'esercito dei volontari sia indispensabile per superare eventi come questi, destinati purtroppo dai cambiamenti climatici a ripetersi.
Giornata di pesanti disagi, quella di oggi a Venezia per lo sciopero del trasporto pubblico locale, Piazzale Roma in tilt, lunghe code sul Ponte della Libertà, pendolari infuriati. Vediamo. Malissimo, una vergogna, specialmente i servizi che non funzionano verso l'ospedale. Ci sono persone malate che devono andare in ospedale, devono fare a piedi da Rialto fino all'ospedale, non le dico altro. Sono alle 8 di stamattina che giriamo. C'è chi è esasperato, chi semplicemente rassegnato, uomini e volti di un'ordinaria giornata di sciopero che a Venezia più che altrove ha registrato punte di caos con lunghe code sul Ponte della Libertà sia verso il Tronchetto che per i parcheggi, e c'è anche chi tra i residenti non rinuncia a dare una mano ai turisti disorientati. Diciamo che do una mano a tutti quanti, poveretti come me, anche a me dovevo andare a Mestre ma mi rimango qua anche a me, però sono cospetto a dare una mano sia a turisti che italiani, ecco. A vigilare sulla circolazione la Polizia Municipale, allertata fin dalle prime ore del mattino e dislocata nei punti nevralgici del comune, terraferma compresa. È una giornata di intenso traffico, le pattuglie sono sul posto per agevolare la viabilità, ci vuole un po' di pazienza perché ovviamente in assenza di mezzi pubblici molte persone utilizzano l'auto anche per venire a prendere conoscenti e parenti in Piazzale Roma, che è un nodo di viabilità abbastanza complicato. E anche qui le categorie umane si sprecano tra chi spera e chi ce l'ha fatta. Confido che arrivi il mezzo per arrivare in via Cappuccina, vedo che ce ne sono degli altri, per cui spero che arrivi anche questo, il numero che aspetto io. E tra i fortunati? Sì, ho fatto una corsa ma ci sono riuscito. Ce l'abbiamo fatta? Anche stamattina ce l'abbiamo fatta. Bisogna farcela sempre da 30 anni ormai, tra scioperi e menate varie. E manifestazione regionale dei sindacati autonomi Cobas a Padova, in circa 700 sono scesi in piazza per chiedere maggiori tutele e più sicurezza nei luoghi di lavoro. Al grido di lotta dura senza paura, in 700 hanno sfilato per le vie della città. Manifestazione regionale a Padova, partenza dalla stazione e arrivo davanti alla prefettura a Piazza Antenore. Sciopero generale dei Cobas, i sindacati autonomi, per chiedere il rinnovo dei contratti e l'estensione dei diritti. Noi chiediamo che venga fatto un ragionamento diverso per quanto riguarda il lavoro, chiediamo che venga data una maggiore dignità a chi lavora, soprattutto a chi lavora in quelli che sono considerati lavori umili. Molti i lavoratori della logistica in piazza, tra loro molti stranieri che segnalano come quel comparto sia tra i più penalizzati. Dobbiamo chiedere i nostri diritti come lavoratore. Perché i nostri diritti stanno togliendo via, ma non possiamo andare avanti così. Mi fanno fare ritiro alle 6:30 oggi, dopo 120 consegna, più 40 ritiri, senza pausa, senza altre cose, pagamento è sempre quella. Una manifestazione per chiedere più diritti ma anche più sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi riteniamo, così come hanno dimostrato nelle piazze i migliaia di giovani nei mesi scorsi, che sia fondamentale la sicurezza all'interno del posto di lavoro e sia fondamentale anche un ambiente che ci garantisca un futuro decente per noi e per i nostri figli. Linea alla regia, ora pubblicità, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare del caro affitti delle case ATER. Verranno introdotti nuovi criteri per tutelare le fasce deboli, in particolare verrà alzato il limite del reddito ISEE. Sentiamo. Non è ancora stato cambiato, si sta lavorando, i 7 gruppi tecnici provinciali hanno finito il loro lavoro, a breve ci saranno dei provvedimenti che andranno a, diciamo così, insomma, tener conto di quelle situazioni e di tutelare soprattutto le fasce più fragili e più deboli. L'assessore regionale alla sanità e al sociale del Veneto, Manuela Lanzarin, conferma l'impegno della Regione a modificare in parte, introducendo criteri nuovi, la legge regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale. Il caso ATER arriva così ad una svolta. E dopo la giornata di ieri di alta tensione anche in Consiglio Comunale a Venezia, con gli inquilini ATER sul piede di guerra a Cafarsetti, si intravede un nuovo spiraglio di luce verso il sereno.
Pensiamo agli anziani, che sono la maggior parte, oppure alle persone disabili. Ma l'indiscrezione che ci sarà qualche cambiamento, l'innalzamento dell'ISEE? Si sta lavorando su questo. L'assicurazione arriva dal Lido di Venezia, dove l'assessore ha preso parte, insieme a Monsignor Luigi Mistrò, presidente della Commissione per le strutture sanitarie cattoliche presso la Santa Sede, e al direttore generale dell'US 3 Serenissima Giuseppe Darben, alla presentazione della nuova gestione dell'ospedale San Camillo degli Alberoni, passato alla congregazione delle Suore Manterrate di Pistoia. Incalzata però anche sulla vicenda Ater, Lanzarino si è sottratta alle domande. In sostanza, l'impianto della legge rimarrà invariato, ma si va verso un innalzamento della soglia dell'ISEE a 30.000 euro per i vecchi inquilini, lasciando invariato a 20.000 euro il limite attuale per i nuovi ingressi. A breve la pubblicazione delle modifiche. Quando ci sarà una soluzione? Ma io penso nell'arco di una decina di giorni. Un anno fa, a 38 anni, moriva Sara Anzanello, la campionessa di pallavolo di Ponte di Piave, ed ora la vita di Sara è raccontata in un libro che lei stessa ha scritto e che i genitori ed il compagno hanno pubblicato. Passano alcune musiche, ma quando passano una terra tremerà. È un vuoto che non si può colmare. Diciamo che insieme con la famiglia, con i genitori Walter e Nicoletta, stiamo portando avanti un po' quello che Sara ci ha lasciato da fare, e lo facciamo col cuore. Se n'è andata un anno fa Sara Anzanello ed ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del compagno, Walter, dei genitori, ma anche nelle migliaia di fan che l'hanno applaudita sul parquet di tutto il mondo, apprezzando le doti sportive di una ragazza, straordinario talento della pallavolo, ma dotata anche di una rara umanità. Io mi ricordo quando andavo a vedere le partite, quando lei giocava a Novara e anche a Villa Cortese, era sempre l'ultimo a venire fuori. Ma Sara, dicevo io, 400 km di andare a casa, ma sai, io non posso lasciare i miei fan senza l'autografo, senza il selfie, senza il... cioè lei aveva sempre qualcosa per tutti. Tra le tante cose che Sara ha lasciato, una è destinata ancora a toccare il cuore di tutti, ma anche di chi la pallavolo non l'ha mai seguita. Chiamatemi ancora Anza è il libro che Sara ha cominciato a scrivere nel 2013, dopo il trapianto, di suo pugno, perché voleva essere lei a raccontare la sua vita. Ho preso niente altro che gli scritti di Sara, tutti quelli che lei aveva fatto, quindi tutti gli appunti, le agendine, anche a computer. Abbiamo riunito tutto e quello che si legge qua non è altro che come se fosse la penna di Sara che sta scrivendo. E così Sara si racconta dalla passione per il pianoforte da bambina, la pittura da adulta e poi l'incontro con la pallavolo, il successo ed il suo nome che entra nella leggenda del volley femminile. Un'eredità che dà alla famiglia la forza di andare avanti. Ci fa forza anche a noi l'impegno che ci ha lasciato lei da fare, da portare avanti il libro, i quadri, i contatti con tutta la gente che ci scrive. Quello è una verità grandissima. Se non avessi queste cose non potrei sapere come andrebbe a finire. E se ti dico un'altra cosa, il libro non può finire di leggerlo. Sì. Mi hai lasciato da solo davanti al cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 subito dopo i telegiornali. Questa sera si parlerà di bancomat e pagamenti elettronici. In chiusura, come sempre, un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione dunque sarà un sabato all'insegna del bel tempo e di un clima davvero molto mite. Vediamo nel dettaglio la situazione del 26 ottobre. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso, specie sui monti del Bellunese. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 22 gradi circa.
Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole dappertutto e cielo sereno. Non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime comprese invece tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo anche in questo caso alle temperature, le minime si attesteranno intorno agli 11 gradi, le massime tra i 23 e i 24 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.